Allora, ritorniamo un po' alla ricerca, chiedo anche dalla regia se ci mettono in onda l'altra slide, perché professore, lei diceva che ci deve essere, ci sono dei dati, qua adesso li commentiamo, e ci deve essere un cambiamento culturale compreso appieno e reso interiorizzato, insomma, in qualche modo. Sì, il punto è questo alla fine. Diciamo che la casa è una provocazione questa, ma non troppo. La casa non è più per sempre, perché cambiano le esigenze, quindi noi dobbiamo capire in che modo riuscire a utilizzare anche gli strumenti già che, come dire, già in parte sviluppati, in parte da sviluppare, quali quelli del credito d'imposta, delle defiscalizzazioni, eccetera, per riuscire non a fare interventi singoli, ma di fatto a riadattare un patrimonio immobiliare a esigenze diverse. Faccio un esempio: una casa grande, non necessariamente posta in centro urbano o vicino ai servizi, incontra poco le esigenze o le preferenze di una persona di 80 anni. Mentre la quale invece è più sensibile, e ce lo dice ed emerge dall'indagine, è più sensibile alla vicinanza ai servizi, vuole un'abitazione più semplice da gestire, con meno pensieri, meno rischi anche di aggressioni, meno rischi di incidenti, più a portata come dire, di quotidianità, no? E anche più conveniente, sì. E dall'altro lato abbiamo una popolazione più giovane che invece ha bisogno di metri quadri, si preoccupa meno della mobilità perché probabilmente già si sposta per lavoro quotidianamente e quindi questo è il tipo di meccanismi che dobbiamo trovare il modo di attivare, e all'interno di questi meccanismi qui inserire anche interventi di riqualificazione energetica, di sicurezza, di domotica nell'abitazione, che consentono di avere abitazioni più sicure e più sostenibili da questo punto di vista. Ecco, qua vediamo i dati: 29% insoddisfatto della propria casa per motivi energetici, isolamento termico e sicurezza. Sì, questi sono i Quindi, primi elementi, che no, emergono. che vengono indicati. Però propensione a portare miglioramenti alla casa 45,5%. Una parte significativa, soprattutto come dire, legata anche a fattori di anzianità stessa dell'abitazione, no? Però su questo punto qui bisogna essere attenti, cioè non basta l'indicazione del sarei propenso ad attivare e a portare dei miglioramenti, perché poi ci si scontra di fronte alla paura o al timore che ci sia una certezza di costi e che ci sia una conoscenza di ditte affidabili, e quindi c'è un tema proprio di comunicazione con il mercato anche, perché intervenire sull'abitazione per una persona di 75 anni, uno dice ma chi me lo fa fare? E questo è lo spazio di mercato su cui lavorare, no? Rendere consapevoli che è possibile farlo, che è possibile migliorare la propria abitazione, la propria qualità della vita, e che se lo si può fare in sicurezza e in maniera Diventa importantissimo. fattibile. Dopo c'è comunque un 26,4% che non è poca cosa, conoscenza, autorizzazioni necessarie e la certezza dei tempi, che è un altro 25%. Qui sono coinvolti i comuni. Allora, uno dei problemi fondamentali che non si tiene conto, che anche la Regione fa fatica a tener conto, è che in Veneto più del 62% dei comuni è sotto i 5.000 abitanti. Con quello che è successo negli ultimi anni teniamo conto che un comune di 5.000 abitanti ha perso di media quasi 200.000 euro l'anno, indicativamente. Per che cosa? Perché naturalmente sono stati effettuati dei tagli, l'IMU non arriva più nelle casse comunali, ci sono altre addizionali che sono state un po' ridotte e così via. I comuni sono stati costretti a tassare per ripianare, però noi abbiamo un grosso problema. Il primo problema grosso è che abbiamo un forte invecchiamento della popolazione, ormai abbiamo una cipolla di fatto dove i nuovi nati sono sempre meno e dove si va a consolidare una popolazione che invecchia. Quindi questo vuol dire mettere nuovi servizi perché ci sono più problemi. L'altra cosa che è preoccupante è che i figli vengono sostenuti dai genitori, cosa che finirà in un ciclo diciamo così di un decennio, di 15 anni. Questo creerà ancora più problemi agli enti. Cosa succede nei comuni? I comuni hanno, ad esempio, comuni sotto i 5.000 abitanti hanno 1,42 tecnici.
Questi tecnici devono fare un po' di tutto, dalla gestione della neve all'emergenza che capita sulle scuole e quant'altro e così via, quindi manca anche una competenza tecnica continuamente aggiornata per stare dietro alle normative. Però è anche vero che certi dirigenti non vogliono assumersi la responsabilità in certi ambiti di firmare e che quindi preferiscono allungare le procedure all'inverosimile con grave disagio. Anche questo è vero in parte perché noi, a differenza dell'Emilia Romagna e del Trentino Alto Adige, non solo siamo in ritardo sulla normativa, magari non in questa nel caso specifico, ma loro mettono in campo in via preventiva tutto un sistema che permette di aggiornare e di formare le persone prima che le norme arrivino sul campo. E questo è il punto che noi come ANCI stiamo battendo ormai da 2 anni, da quando io ho la presidenza, perché noi pretendiamo, no, vogliamo assolutamente che nel momento in cui esce una norma in ambito regionale ci siano 2 cose fondamentali. La prima cosa fondamentale è la formazione delle persone. Le norme quindi devono essere semplici e questa norma è semplice, l'allegato A su cui abbiamo collaborato e che io ho scritto per buona parte è molto diverso dalla vecchia legge che prevedeva tutta una serie di calcoli complessi. E questo dà la possibilità quindi ai tecnici comunali di mettere nero su bianco se è rosso o se è nero o se è bianco, ecco, capiscono perfettamente da che parte pende, diciamo, la cosa che va detta. L'altro aspetto fondamentale è invece l'esempio e l'esemplificazione. Tu non puoi fare una norma, faccio un esempio nazionale per tutti, ad esempio l'introduzione dei CAM, e non dare degli esempi applicativi e lasciare tutto in mano ai comuni, alle imprese e anche alla regione nel caso specifico, e per arrivare quindi a gestire tutta sta roba ci vogliono un paio d'anni di esperienza per renderla concreta. Disastro. La cosa che invece deve fare un paese serio, una regione seria, una provincia seria, è quella di introdurre una norma, di averla testata, di averla provata, dopo averla provata avere degli esempi concreti e poi fai la formazione. A quel punto lì la norma entra sul mercato e quindi non hai il 51% di gente che non sa niente, perché avendo formato tutte le persone, queste fanno da cassa di risonanza e la norma viene utilizzata a pieno titolo. È una cosa importantissima, noi abbiamo le potenzialità per farlo, in questi anni abbiamo lavorato a stretto regime non solo con le associazioni, alcune delle quali ho avuto l'occasione di frequentare e anche di operare all'interno, ma soprattutto all'interno di un team che in ambito regionale spero venga consolidato, perché questo permette effettivamente di avere le persone sul campo, come in questo caso Confartigianato, che ti danno gli input giusti per scrivere la norma. Sì, Naturalmente gli interessi sono contrapposti, perché naturalmente se noi lo domandiamo agli industriali hanno una visione, se domandiamo agli artigiani hanno una visione, domandiamo ai comuni ne hanno un'altra. Però questo fa anche la sinergia del territorio, il fatto che questa norma sul 95% dei casi abbia aspetti positivi da parte di tutti coloro che ci hanno contribuito, la dice lunga. Questo significa però aver lavorato in sinergia e aver avuto una cabina di regia che ha iniziato a raccogliere tutti gli aspetti positivi, metterli insieme e anche renderli coerenti tra tutti, che è una cosa fondamentale. Il professor Della Pupparia da tempo comunque parla di sinergie, lo ha sempre detto che è importante un'interazione, qua si innesca l'elemento anche della formazione, della preparazione, ci deve essere anche la preparazione del cittadino però. Sì, Perché diciamo, se no... ma io E degli uso addetti ai sempre lavori, dopo passiamo al Presidente. uso sempre l'esempio del gioco, no? Quando eravamo ragazzini, ma anche quando si cresce, no? Ci mettiamo intorno al tavolo, prendiamo, non so, il Monopoly, se ci ricordiamo, no? Il Monopoly o qualsiasi altro gioco, Risico, tutti questi giochi da tavolo per passare le giornate piovose in montagna, no? E E cos'è che si faceva? Cioè si giocava sapendo le regole. Se uno entrava e voleva giocare e non conosceva le regole, doveva mettersi a studiarsi il libretto di istruzioni oppure guardare gli altri giocare e imparare un po', no? E se io guardo gli altri giocare e imparo, non so bene tutte le norme, imparo alcune cose che vedo che succedono, ma non imparo tutto. Se mi studio bene il libretto, allora scopro che se succede una certa cosa, no, quando passo dal via mi danno le 20.000 lire. Ecco, le norme e le leggi sono così. Se non le conosciamo, come possiamo giocare? E come possiamo divertirci? Cioè divertirsi nel senso di far bene quello che dobbiamo fare, no?
Allora, in questo senso, io sono non solo d'accordo, ma rafforzo quello che ha appena detto Carazzano sul tema della formazione, cioè dell'informazione della formazione. Perché c'è una parte formativa che va data alle imprese, ai professionisti. In questo momento, per esempio, stiamo seguendo un corso che abbiamo studiato apposta per i geometri della provincia di Venezia su questa legge. Un corso molto approfondito, perché si prendono solo alcuni aspetti e li si analizza bene, perché poi ci sono tutti i temi di dettaglio. Una norma è scritta, ma poi nella parte applicativa ci possono essere 10.000, non so, ma io ho la tettoia messa così, no, ecco. Allora, un lato è questo, e poi c'è l'altro aspetto, quello non solo di chi lavora, ma di chi invece in qualche modo guarda a questa norma per fare degli interventi a casa propria, eccetera, no? E a quel punto invece serve uno strumento per andare proprio in quelle famiglie che per il 59% non conoscono l'esistenza del piano casa, no? E sì. dire, guardate che esiste questo strumento dice questo, questo, questo e questo. E devo dire che su questo, peraltro, il Confartigianato sta lavorando, adesso perché tra poco uscirà anche con un una opuscolo su questo. pubblicazione, un dossier. E qua si vede anche l'importanza dei cosiddetti corpi intermedi che fanno proprio da tramite, no? Da traduttore verso l'utente finale, è fondamentale questo passaggio. Ecco Presidente, formazione dei tecnici eccetera, però c'è anche una richiesta di grande competenza da parte, certezza del costo dei lavori, conoscenza di ditte serie e quindi qualificate e soprattutto un miglioramento, come diceva anche il professore Miglioramento qualitativo dell'abitare, quindi alla fine si va a finire sulle imprese insomma, che sono sul territorio, sugli artigiani. E qui nasce il ruolo di Confartigianato che oltre che essere un soggetto che tutela gli artigiani verso il legislatore ha anche un compito di acculturamento delle proprie imprese. Quindi per con cui questa di pari legge, con questa passo, nuova legge voi dovrete fare un passaggio. noi dobbiamo fare un passaggio che ha due percorsi, quello di rendere le aziende evolute da un punto di vista della conoscenza di ciò che lo scibile umano mette a disposizione nel settore dell'edilizia, per cui la domotica, per cui tutta quella parte che ha come titolo l'efficientamento energetico, tutti i miglioramenti che veramente ce ne sono e sono importanti e sono rilevanti, e dall'altra l'informazione presso i cittadini. Allora noi abbiamo un progetto nei confronti di sindaci anche dove diamo una mano a loro con gli sportelli energia a divulgare quello che è un obiettivo sempre europeo che poi l'Italia, ergo i comuni, 2025, quello 2025. sul risparmio energetico, per cui gli sportelli energia all'interno delle sedi del Confartigianato, delle varie sedi territoriali di Confartigianato, diventano uno sportello dove si fa molta informazione, perché quello che è emerso anche finora tra di noi è la difficoltà di trasferire al cittadino, trasferire a terra proprio nelle nostre comunità quelle che sono le opportunità derivanti anche dalle leggi, oltre che tutto ciò che ne deriva come beneficio per le imprese. Facendo un passaggio su quello che ho sentito prima, che è quello del mettere le mani in tasca e tirare fuori i soldi, ci sono degli studi scientifici fatti dall'Università della Ca' Foscari e il Dipartimento di Economia che ci raccontano che il miglior investimento in questo momento dei risparmi dei cittadini, in un momento in cui l'Euribor è tendente allo zero e le retribuzioni che poi arrivano da tutti i vari strumenti finanziari, il risparmio collocato nel miglioramento della propria casa è uno dei collocamenti più intelligenti e più ripaganti anche proprio da un punto di vista finanziario, perché per esempio dall'efficientamento energetico già dalla prima bolletta post intervento si ha degli effetti immediati, ma fino al 70% di risparmio. Che non è poca cosa. Solo per passare da una tecnologia vecchia, obsoleta, a una tecnologia moderna che è costruita tenendo presenti i canoni di risparmio. Questo è importante. Dobbiamo andare in pubblicità. Solo una cosa, siete d'accordo anche insieme ai costruttori, quelli dell'ANCE, industriali costruttori, o ci sono visioni diverse sostanzialmente? Non ci sono visioni diverse. Più o meno siamo là. E poi gli artigiani faranno anche la demolizione degli immobili? Sì. Quindi c'è un ulteriore... Che è una riconversione di tutta la grande categoria del movimento terra. Non si muove più la terra, si abbatte quello che già esiste. Quindi anche lì ci sarà un percorso da fare. Pubblicità, pochi secondi.